E adesso tocca alla Regione. Monta la protesta dei lavoratori del petrolchimico di Porto Marghera che temono per il futuro e chiedono al presidente Luca Zaia e all'assessora Elena Donazzan di sostenere le loro ragioni. Se l'ENI dovesse cambiare idea sugli investimenti e trascurare Marghera, dove gli accordi su chimica e raffinazione sembravano ormai conclusi, sarebbero a rischio migliaia di posti di lavoro. Oggi un centinaio di persone, scortate dalle forze dell'ordine, hanno sfilato da Piazzale Roma a Palazzo Balbi, dove una delegazione è stata ricevuta. La Regione ha deciso di prendere posizione a loro favore e contro l'ENI. Noi non fermiamo gli accordi così per diletto, per hobby. E gli accordi dietro hanno la salvaguardia di 2.500 posti di lavoro. Siamo rispettosi degli impegni che ci prendiamo e chiediamo che anche altrettanto la controparte rispetti gli impegni. Domani Zaia invierà una lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi per chiedere il rispetto degli accordi. Mercoledì l'assessore Donazzan sarà a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico insieme agli altri attori per difendere Marghera. Riavviare gli impianti è fondamentale per l'economia del Veneto. Visto che il nuovo manifesto della Lega è incentrato sul lavoro, allora ci aiuti a difendere il lavoro, ci aiuti a difendere le industrie e i posti di lavoro in pratica. Questo ci aspettiamo. La messa in discussione di quella che sono state le scelte mette davvero in difficoltà Porto Marghera, ma l'insieme di quella che è la produzione industriale all'interno di questo paese. Ecco perché Zaia, come sta facendo Crocetta per quanto riguarda Gela, deve far sentire la sua voce al governo. Domani una delegazione di lavoratori veneziani andrà a Roma per partecipare al presidio organizzato dai sindacati nazionali di categoria davanti a Palazzo Chigi, ma il giorno decisivo per il futuro di ENI a Porto Marghera sarà mercoledì, con il confronto in programma al Ministero.